su misura dei calli. Ah, ho capito. E un cappello pure va un po' stretto, Il cappello mi andava a pennello. È stato lo scirocco che me l'ha fatto stringere. Ah, lo scirocco? Sì. Ah, bravo. Perché tanto io non mi farò vedere da nessuno. Non è bravo, ma voi che figura fate? Non felice, qua stasera ci sta la crema della nobiltà. Sì, ma tanto io mi farò vedere solo da essa. Ma essa chi? E sai chi? E sai chi? Ah! Perché sospirate? Te lo direi, ma non so se tu sveli il mio segreto. No, che per chi mi avete preso? Io sono una persona seria. E che giuramento è questo? Giura che non dici niente. Per quanto vi stimo? E ho capito, e che giuramento è questo? Che non possiate vedere la giornata di domani. Ma non puoi giurare a danni miei. Ah, no? No. Che posso dire? Ah, ho trovato. Giuro sui miei figli che se mancassi... Basta. Quando uno giura sui figli, bisogna credergli subito. Ma dimmi una cosa, ma tu sei ammogliato con figli? No. E allora? Ma ho intenzione di sposarmi e avere un sacco di figli. E che facciamo, giuramenti a cambiare? Che non è un giuramento, giura su un qualcosa di più serio. La mamma la tieni? Sì, Giura su tua madre? mia madre è morta. Ma allora non la tieni. Sì che la tengo. La tengo al Camposanto. Ma come la tieni se è morta? E la tengo al Camposanto, io la vado sempre a trovare. Gli porto i fiori, gli porto le candele. Vuoi non dire che non la tengo, se no mi fai arrabbiare, capito? Ma non possiamo giurare su una morta. Va bene, e allora giuro su mio padre, Ah, bene, padre. che non lo tengo. È morto pure tuo padre. No, io che non lo tengo al cimitero. E dove lo tieni se non è morto? La verità, io non l'ho mai conosciuto e non so dove sto. Ah, caro collega, anche a me è morta mia madre e non ho mai conosciuto mio padre. Ah! Là, si maviglia, te lo faccio lettere sempre. Basta, non mi fate iniziare a piangere. Giura sulla memoria dei tuoi genitori. Lo giuro. Vabbè, vediamo se ci sente qualche dubbio. Questo deve essere un piano di guerra. Va bene. Parlate, non ci sente nessuno. Dovete sapere che io sono follemente innamorato di Virginia, la figlia del Baruch. Quella ragazza mi ha saputo aprire una fornace nel petto. C'ha russi in mezzo a sicce. E sento che non potrò più vivere senza di lei. Voi come vi siete innamorato? Tutto sì. Ah, neanche io so dire come fu. So solamente che per lei non mangio più, non bevo più, sono diventato uno stordito. Ma voi la volete bene assai? Sì, tantissimo. Non felice, ma fate pietà. Come? Ma fate pietà. La ragazza vi ha preso in giro. Mi ha preso in giro. Sì signore. Vediamo se ci sente qualche dubbio. Vediamo. La ragazza si sposa. Si sposa! Sì signore. Con il marchesino Zoccola. Ma stai scherzando? Ma niente affatto, queste non sono cose da scherzare. Per la fine del mese prossimo si sposano. Oh cielo, è buio, è tutto buio, non ci vedo più. Chi siamo mo? Aiuto, aiutatemi, non ci vedo più. Stanno venendo, zitto, sta venendo pure la signorina. Voi sentite voi stessa la verità. Essa resisti, cuore mio, non ti spezzare. No, sotto la pianta di voi. Io non capisco il modo di trattare del barone, proprio non si capisce. Io non sono una persona qualunque.
io sono la marchesa Zoccola. E io sono la duchessa Famustacca. E se non basta, sono la mamma del marchesino Alberto, vostro futuro sposo. E io sono la cugina di secondo grado. Ma sempre secondo grado è. E papà così fa quando sta nervoso, non dà retta a nessuno. E voi tenete lo stesso difetto. Io parlo e non mi rispondete. Non vi curate di me. Ma no, niente affatto, vi ingannate. Sarà che sono un poco stordita, ma non trascuro affatto la vostra persona. Baronessina, con queste parole mi mandate in estasi. Siete adorabili. Grazie, siete troppo gentile. Signori, buonasera. Fratello, Questo antipatico. caro Don Felice, Carissima donna Virginia. Ma costui è il maestro che vi dava lezioni di calligrafia. Viene ancora? sì, è stato ammalato 20 giorni. Siete guarito adesso? Sì, sono guarito. Forse però qualcuno avrebbe voluto la mia morte. Ma non sono morto, perché morte desiderata non viene mai. Forse però, se fossi morto, sarebbe stato meglio, perché la morte mi avrebbe risparmiato di vedere fin dove arriva l'infamia di una donna. Quale donna? L'innamorata di un amico mio. E poi per questo volete morire? No, voglio morire perché non conviene più vivere in questo mondo pieno di ingiustizie, di crudeltà, di tradimenti. Però adesso fortunatamente sto bene e spero di campare fin quanto il vostro cuore desideri. Ui, marchesino caro, e come state? Bene, grazie. Mi ha unito. Allegria, allegria, grande felicità, gioia, gaudio. Sì. Ho saputo che alla fine del mese entrante vi sposate, vero? Sì, Auguri e figli maschi. grazie. Ad agosto. Paura? E che malattia avete avuto? Forse una passioncella? Vedi? No, cara Zoccola. Marchesa Zoccola. Perdonate, cara marchesa Zoccola, per chi avrei dovuto io avere le passioncelle? Le donne sono tutte ingannatrici. No, non tutte. C'è sempre l'eccezione. Dubito. La donna a cui alludo io mi ha dato tanta prova di crudeltà. Abbiamo capito, state parlando di una vostra fiamma. No, sto parlando sempre dell'innamorata dell'amico mio. Ah, se potessi avere quella donna vicino a me, le vorrei dire: traditrice, ti sei dimenticato tutto quello che mi dicevi e tutto il bene che mi hai voluto. Con quale coraggio? Con quale coraggio? Ho vestito? Scusate. Scusate. Con quale coraggio hai potuto accettare l'amore di un altro uomo? Ma non sarai felice. Piangerai. Come hai fatto piangere questo uomo? Perché sarai abbandonato da tuo marito, il quale preferirà un'altra donna a te. Ecco quello che vorrei dire all'innamorata dell'amico mio. Ma questo deve essere pazzo. Sicuramente impazzito. Ma che importando di tutto questo? Ma non lo so, come noioso! È noioso, è vero? Scusate, signora Marchesa, ho avuto un poco da fare. Va bene, fate pure il vostro comodo. Scusate. Come? Che facete voi qua? In questo stato, ma presentata a casa? Non mi mortificate, non avevo niente di meglio da mettermi. Ma io tengo a casa piena di notte, capite qua, sono una volta, sciolti. Guarda come si è presentato questo. Pulcinella! Andate a lei. Domandate, che è successo? Che è strumbo? Carluccio mi aveva dato 12 bottiglie di champagne e non avete capito. Io per correre da voi faccio un'altra bottiglia. Ma tu volessi distruggere tutto la È stata colpa della vostra chiamata. Vabbè. Questo parliamo dopo, facciamo un conto, ma poi sta a disposizione della nobiltà. Va bene. Scusate, signora Marchesa. Don Felipe, vi siete assicurato di quello che vi ho detto? Sì, e ti ringrazio. Traditrice, assassina! Don Felice, E io sto andando via? venite qua, avvicinatevi, sedete vicino a me. Da legge. Che faccio? Vado fatto prego. Ora no, io restate.
Volete così? Eh. Io vi ringrazio. Si presenta in quello sto. Guardate là. Si può. Siete simpatico, molto simpatico. Mi dispiace che vi sentite triste per il vostro amico, ma io vi posso consolare. Più tardi, più tardi. E così, barone, la borsa italiana che fa? Sale, scende. Veramente, Marchesa, io non mi sono molto occupato della borsa, non lo so. Duco, voi che dite? Ah, duchessa, va bene, credevo che era un simonico, che volevo dire? Che fa? Comunque, barone, mi sono informato, ho letto qualche notiziola. Purtroppo la borsa scende. Ma noi la faremo salire, però. Non vi preoccupate. Ma ci vuole un grande movimento di denaro per farla salire. La faremo. Farete? Non vi preoccupate. Io so qualche cosa sulla rendita turca. Ah, no, barone. Se non mi volete mettere di cattivo umore, non mi parlate della rendita turca, sa? Beh, non parliamo neanche della rendita turca. E allora parliamo, perché sono stato ieri, del nostro glorioso teatro di San Carlo. No, barone, non parliamo del San Carlo. Se ne fa ho smarrito il mio binocolo contornato di brillanti e non l'ho trovato più. Che peccato. Sì. Vogliamo parlare di qualche cosa? Né parliamo. di borsa e né di San Carlo, ma soltanto dell'onomastico dell'Alta Messina. Se volete che rimango in mezzo a voi, non parlate di me. Ma dico, cosa? Ma parla qua. Sì, dite bene. E allora parliamo delle scarpe di Don Felice. Non l'avevo vista! Queste non sono scarpe, sono due palate alle mani. Scusate, ma sono di vostro padre! Io padre non ne tengo, caro marchesino. Chi mi ha voluto fare dono di queste scarpe ha sicuramente voluto umiliarmi. Qui Pulcinello cacciachista. Scusate, Venite proprio qua. adesso io mi farò fare un altro paio Pulcinello già che sicuramente non faranno ridere. Né Ma insomma! Scusate, Ma venite proprio qua. scusate. Scusa. Me ne farò fare un altro paio che non faranno ridere né per la loro lunghezza e né per la loro larghezza. Se la pigliate cosa, va Io bene, non vedo. Non vi parlare. arrabbiate. Mi dispiace. Scarpe, non parliamo. E allora, signori miei, parliamo capire. Signor barone, mettete a posto questo lazzaruto. Ehi, Pulcinella, mettiti a posto, vai via, vai, go away. Sera a tutti. No, prego, state, non mi incomodate. Prego, siete. Baronessa, fateci piacere di parlare voi di qualche cosa, perché qua non si può parlare di niente e di nessuno. Ma io già sono con un rumore, che sto? Non so chi che è stato. Pulcinella, ha scassata la rotta. Signori miei, non parliamo di rotture, se no me ne vado. E battiti. Vabbè. Vai in sala con voi. Allora, Ha scassato 12 bottiglie di champagne. che peccato. Va bene, basta. Non fa niente. Questa è una grande festa, una grande serata, perché è l'onomastico compleanno di mia figlia Virginia e si deve solennizzare come si deve, perché questa scusate. Per dire una penuria. La peluria, io ci ho visto una cosa, scusate. Beh, e comunque si deve solennizzare veramente, perché quest'anno ho fatto tutto quello che loro volevano. Sì. L'anno prossimo la festa la faremo a casa nostra. E voi ci farete l'onore di venire da noi. Con lui! Non felice. Mi stavate facendo cadere a terra. Scusate. Ho capito. È venuto il momento che volete essere consolati. Ma non potete entrare! Avevo costruito una ruba! Devo parlare con mia sorella! Michele, che succede? C'è salami! Sorella! Sono arrivato all'uscita a casa così! Chi è malato? No! Sta morendo di paura! Ma dovevano mettere la my face! La faccia mia! Scusi! Dammi due lavorare!
Sì, Andrea. Non uscire a casa tu, se ne faccio so que. Ma insomma, ma come ve lo devo dire? Ma mi avete preso proprio per una bestia che in casa mia non ci dovete venire più! Esatto, si tra Luca. Stato zitto, non qua in casa mia! Poi, sono in casa mia, faccio quello che voglio, capito? Uscite, pezzentoni, miserabili, Pezzetti! Ehi, pezzetti! Non c'è che dire, siamo pezzetti. Voi siete nobili. Hai capito? Ma scusate, siamo qua, è stata una circostanza seria. Avrà ragione. Avrà ragione? Sì. Ah, avrà ragione? Perché? Senti, perché hai ragione? Qual è questa circostanza seria che tu hai ragione? Miserabile pezzentone che fate disonore alla mia casa! Disonore? Ah, via! Che snullarisci! Sono Sono pezzente, sono lasciato tutti le ore. Me ne ha fatto di sono annisciuto. Ma quando viene in inglese e mi lascia tutte cose a me, diventerò pure io. Che fa lui? Vabbè, basta! Poteva ci cacciare dai miei servi, servi! Cacciate a chi si fa! Buttatelo fuori! Ah sì? Sì. E io mi riesco insieme a loro, lo so. Come lo conosci? Io non ti riconosco più per mugliere! Mamma, aspetta, vengo con te. E io me ne vado con la baronessina. E non mi posso manco pagare! Iata, venne! Per carità! La carità per che sta- carità! Vanno trovare pure la carità, mo, chi è? Ma che succede? Per carità, salviamoci! Il lume appedone, la stanza da gioco, ha incendiato la tenda e la stanza è una fiamma! Troppi c'è da Si salvi chi può! Credo mi tu, Che camera mia! Salva la mia casa, te voglio bene! Ti dovrei dare una risposta. A buon marito! Ma come soldato non sono disposto a perdere la mia vita per la roba tua. Bravo! A così si fa! Pompieri! Eroi della fiamma!